Eccoci qui al Lido di Venezia, ritirati gli accrediti, il programma dell'82esima mostra del cinema in mano, manca davvero pochissimo alla inaugurazione mercoledì 27 agosto di questa 82esima edizione della mostra del cinema, ma già martedì 26 agosto c'è la preapertura con un'anteprima mondiale. Si tratta di Origine del celebre fotografo, regista e ambientalista francese Yann Arthus Bertrand, già presente alla Mostra del Cinema di Venezia con le sue opere Human del 2015 e Human nel 2019. Origine è l'inedita versione estesa del cortometraggio introduttivo della sezione Natural Intelligence della Biennale d'Architettura curata da Carlo Ratti. Origine è stato realizzato con il sostegno di Veneto Film Commission e costituisce uno sguardo inedito sulla laguna di Venezia, al di fuori della banalità degli stereotipi turistici, incoraggiandoci a guardare con occhi nuovi la natura che la compone per preservarla al meglio. Quindi questa è la proiezione della preapertura, martedì 26 agosto e poi mercoledì 27 agosto, l'avvio di questa 82esima edizione con la grazia di Paolo Sorrentino, con protagonista Tony Servillo. In questa mostra del cinema c'è molta attesa per la presenza di Julia Roberts, protagonista di After the Hunt, una attesa legata anche al fatto che Julia Roberts è la prima volta nella sua carriera che si presenta al Lido di Venezia, ma tantissimi i nomi, come vi abbiamo detto anche in questi giorni di pre-racconto di quanto avverrà in questa edizione del Festival del Cinema. Ci sarà anche immancabile George Clooney con Jay Kelly, tra l'altro una pellicola girata anche in gran parte in Italia, ma avremo anche Al Pacino e molti altri. Un festival che anche in questa edizione non abdica il suo ruolo, come è stato sottolineato anche dalla fondazione della Biennale, non abdica il ruolo anche di riflessioni sui temi di più cocente attualità che stanno caratterizzando il mondo. Infatti il riferimento è a quanto sta avvenendo a Gaza, Venice for Palestine, che organizza per sabato 30 agosto della marcia contro la guerra a Gaza, anche richiesto che si ritirassero, che non ci fosse la presenza di due attori israeliani, Badler e Galt, che tra l'altro appunto non hanno confermato la loro presenza qui al Lido. Quindi dicevo, un momento di riflessione sulle guerre che sono in corso in questo momento nel mondo. Ci sarà anche una pellicola dedicata a Vladimir Putin che è interpretato da Jude Law, quindi i riferimenti all'attualità e alla contemporaneità e i motivi di riflessione sono tanti anche in questa edizione. Per il momento è tutto. Noi, come tutti gli anni, cercheremo di seguire i principali avvenimenti di questi 10 giorni di festival. Gli allestimenti sono proprio al termine, il red carpet è già stato completato, ovviamente a proteggere il tappeto rosso c'è una pellicola, e per quanto invece concerne il sistema e i dispositivi di sicurezza non è stata istituita la zona rossa da parte del prefetto Darcopellos, perché quando ormai da parecchi anni c'è il periodo della mostra del cinema, qui al Lido c'è comunque la massima allerta, il dispositivo è ai livelli superiori. Stiamo anche vedendo appunto il personale delle forze dell'ordine che sta facendo i monitoraggi, le supervisioni proprio per poi allestire, completare gli allestimenti dei vari punti di passaggio, perché ovviamente per accedere all'area della mostra del cinema si passa anche quest'anno attraverso i metal detector.